Va ora in onda Bianco, Rosso e... in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier e la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori. Buongiorno e bentornati a Bianco, Rosso e... benvenute alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Conegliano e alle telespettatrici e telespettatori di Veneto Globe. E ci ritroviamo oggi per il nostro appuntamento settimanale alla scoperta del mondo del vino. Salutone da Claudia e da Karen e riprendiamo un po' le fila del discorso che abbiamo fatto all'ultima puntata. Più che le fila, i profumi, gli aromi che avevamo lasciato un po' nell'aria, anche se attraverso la radio è più, diciamo, una questione uditiva, dovrete sentire gli odori un po' dalle nostre parole, del suono della nostra voce. E vi siete allenati? Ma spero proprio di sì, ecco. È così intrigante. Abbiamo parlato di profumi primari, secondari, terziari che appartengono al vino, al mondo del vino, insomma tutte queste categorie, e però l'altra volta ci siamo lasciati un po' anche con uno spunto, uno stimolo per poter anche in qualche modo essere più agevolati nel sentire gli odori, perché noi siamo abituati quando mangiamo, quando mettiamo in bocca qualcosa, di parlare di sapori, a volte confondendo un po' quello che è il mondo degli odori e il mondo gustativo, di cui noi vi parleremo ampiamente le prossime volte, anche perché io lo voglio bere questo vino, accidenti. Non è ancora momento. Guardalo e giralo, usalo. Io capisco quando voi ve la prendete un attimino con la nostra categoria, perché abbiamo tutti questi gesti plateali e voi volete assaggiarlo. Allora, ma Claudia adesso mi sgrida, ma io vi dico magari assaggiate una puntina. Ma sì, ecco. all'ultima puntata avevamo concesso l'assaggio per carpirne appunto l'ultima sfumatura che non è data dal naso, vero Karen? Esatto, anche se questa è una mezza verità, nel senso che non sembra il naso, ma il naso c'entra. All'interno c'è un collegamento tra la bocca e l'olfatto che è legato soprattutto alla liberazione di molecole in questo nostro laboratorio sensoriale, che ha un'altissima temperatura ovviamente rispetto alla temperatura ambiente, salvo posti esotici che Claudia qua adesso sotto Natale io sinceramente vorrei farmi qualche giretto. Ma oddio, neve e caldo insieme non sarebbe male. Accidenti, vabbè dai, torniamo alla nostra percezione. Esatto. Questa percezione si chiama percezione retroolfattiva, quindi semplicemente noi annusiamo quando i cibi piuttosto che le bevande appunto si trovano all'interno della cavità orale. Lì gli odori salgono per le vie retronasali e lì ci aiuta ogni tanto, perché vengono spinti praticamente. Se brancoliamo nel buio e non sappiamo bene al naso, siamo un po' raffreddati, ecco, questo può esserci d'aiuto. Sì, si mastica, si tende a far salire appunto questi profumi verso la laringe, quindi verso la cavità nasale. Esatto. E dobbiamo ricordare che il vino comunque va servito a una giusta temperatura, perché i profumi e gli aromi si liberano grazie anche al calore, quindi più freddo sarà un vino, più sarà difficile carpirne gli aromi e i profumi. La temperatura di servizio è quindi molto importante e non per niente anche i vini rossi hanno necessità di essere serviti a una temperatura un po' più elevata, ma non è solo per questo, perché comunque appunto una volta che il vino entrerà in bocca il calore aiuterà il calore nostro interno aiuterà a liberare queste sensazioni. Esatto, poi come tu mi insegni, prima di metterci il naso bisogna un attimino mettere insieme anche le percezioni visive. Sì, infatti fate un po' a memoria locale a un po' di puntate fa, nel momento in cui abbiamo parlato dell'aspetto visivo del vino, e iniziate a fare un po' di collegamenti tra visivo e olfattivo, e quindi tra occhio e naso.
Cosa troveremo se dovessimo trovarci di fronte a un bicchiere con un vino da un giallo paglierino ancora con dei riflessi verdolini, piuttosto che a un rosso porpora o rubino con dei riflessi ancora belli intensi violacei? Ebbene, avremo dei vini gli aromi, mi piacerebbe definirli ancora croccantini, quindi quella frutta non piena, magari un po' acerba, fresca, questi aromi giovani e che rispecchiano sicuramente quello che è poi il viso, l'aspetto del vino, e poi secondo me non ci tradiranno al gusto. E invece cosa potremmo trovare di fronte a dei vini con un colore più ricco, più caldo, più maturo, riflessi dorati per i vini bianchi piuttosto che dei riflessi granati, aranciati per i vini rossi? Ebbene, ci troveremo di fronte a degli aromi molto più evoluti, quindi una frutta matura, confettura, piuttosto che ci sarà sicuramente dell'affinamento, quindi spezie, piuttosto che tostature dovute dal legno. Quindi iniziate a paragonare quello che vedete con quello che annusate. Poi un giorno di questi magari facciamo invece una prova bendata e facciamo esattamente il contrario, quindi questo è un metodo, un po' di allenamento per cominciare a mettere insieme un po' le cose che vi abbiamo detto fino ad oggi, però a volte le cose intriganti, interessanti dell'olfatto sono anche quelle che ci consentono di far emergere ricordi ad occhi bendati. Ci sono dei vini che magari non riusciremo a dire se sono bianchi o rossi. Sono un po' complicato, la degustazione alla cieca non è niente facile e infatti vi sfidiamo anche a... Ecco, allora una di queste puntate, per i radioascoltatori non cambierà nulla, ma per i videoascoltatori facciamo uno schermo nero e vediamo se riconoscete la voce mia, di Claudia, stessa cosa per il vino, ecco, questo è il discorso. Niente scritte, niente colore visivamente e bicchiere nero. Ecco, allora vi sarete resi conto in questa settimana di grandissimo allenamento, siamo sicure che ci sono comunque dei vitigni che fanno venire fuori degli aromi molto più di altri vini, quindi l'altra volta avevamo parlato di Gewürztraminer, di Sauvignon, quindi c'è una ricchezza di aromi, a volte quasi didattica, perché in qualche modo quando si parla di Sauvignon tra i nostri ascoltatori che sono un pochino più ferrati o tra chi di voi è particolarmente appassionato, insomma già dice Sauvignon, mi ricordo insomma quei profumi che vanno dal tropicale poi al peperone, quindi quei descrittori che sono in qualche modo riconoscibili, però se parliamo sempre di Sauvignon allora parliamo di qualcos'altro. Dedicheremo una puntata anche a Sauvignon, perché anche lì a seconda dei terreni, poi delle regioni da dove... Ma veniamo a qualcosa che ci un po' più coinvolge più direttamente. Ok, allora oggi vi parliamo, per farvi un po' allenare, di incrocio Manzoni bianco. Cosa sarà questo incrocio Manzoni? Beh, è un vino che io adoro molto. Ok, non c'entra niente con Renzo e Lucia, eliminate, anzi è molto autoctono, non siamo sulle rive del lago di Como, ma siamo invece proprio nel centro, nelle profondità di Conegliano. Esattamente, è un pezzo grosso della nostra storia enologica, è recente ed è un prodotto della scuola enologica di Conegliano, del professor Luigi Manzoni. È stato il professore una figura veramente importante nel panorama nazionale e internazionale, un grossissimo studioso di quello che è la viticoltura piuttosto che la vita in sé. Recentemente, proprio quest'anno, è stato inaugurato il museo alla scuola enologica intitolato appunto al professor Manzoni, che ha condotto per più o meno 25 anni la presidenza della scuola, portandola da quello che è stato il pre-seconda guerra mondiale fino al post. È stata una figura molto importante anche per la città di Conegliano, in quanto è diventato addirittura sindaco della nostra città, e ci ha lasciato, devo dire, a me
me viene un po' la pelle d'oca quando parlo di queste cose, ci ha lasciato un'enorme eredità e un bagaglio impressionante, oltre che a un regalo che io appunto, come dicevo, adoro, che è l'incrocio Manzoni bianco. Certo, assolutamente una figura di tutto rispetto. Prendo le parole da un amico che lavora in viticoltura e dice una vita per la vite. Effettivamente ci sono tante figure nel nostro territorio che si sono dedicate alla viticoltura, soprattutto in un ambiente come il nostro, quindi bisogna ogni tanto fermarci a ricordarle. E quindi, oltre a ricordare il professor Luigi Manzoni, che ha dedicato la sua vita, insomma, allo studio della fisiologia della vite, ma ha detto anche bisogna andare avanti, bisogna cercare di innovare anche la viticoltura partendo da un modo semplice, quindi facendo un modo di scogitare, di trovare, di creare delle nuove varietà, proprio delle nuove piante. Come? Si parla la natura è molto strana, come succede per gli uomini, succede anche per le piante. Bisogna lasciare un pochino anche di libertà riproduttiva a queste piante. Un po' di malizia, dai. Esatto. Birichina, Claudia, ecco. Non togliamo il romanticismo, insomma, anche gli incroci. Quando parliamo di incroci, mi raccomando, due piante che si sono innamorate. Sì, si diciamo, può anche ecco, dire ogni tanto. A me viene in mente più che altro l'espressione dell'ape che vola di fiore in fiore, perché effettivamente insomma è così. Ecco, diciamo che non creiamo confusione, intanto quando si parla di incroci si parla proprio di una, ecco, in questo caso fecondazione controllata, quindi abbiamo un parentale, un genitore maschile e uno femminile, dal maschile arriva il polline, e poi voi dovete immaginarvi insomma che questi grappoli hanno all'interno i vinaccioli e sono un po' come tutti i figliuoli che non si sa come verranno, insomma bisogna piantare il seme, vedere che bel figliuolo diventa e può andare bene o può andare male, quindi ecco. Ma di che cosa si sta parlando dell'incrocio Manzoni? Che sono curiosa. Sei curiosa di sapere la mamma e il papà, perché il professor Luigi Manzoni ne ha fatti tanti, insomma, di queste prove, aveva un po' questa mania di riproduzione controllata, per fortuna, con le piante, e quindi tra gli anni 20 e gli anni 30 ha elaborato diversi di questi incroci. Io intanto te ne cito qualcuno prima di arrivare al sodo, perché so che tu sei curiosa e vuoi sapere da dove viene l'incrocio Manzoni bianco, perché mi raccomando, non fate confusione, ormai questo si conosce come Manzoni bianco, ma ci sono altri incroci. Uno per esempio si chiama 2.15 ed è nato per una cappella clamorosa. No, stavo già andando oltre. Tu stai già, non pensiamo a scene erotiche particolari. Mi raccomando, radioascoltatori, telespettatori, voi concentratevi sul grappolo di Manzoni bianco che abbiamo alle nostre spalle. Ecco che cosa è successo. Il professor Manzoni voleva fare un incrocio tra Prosecco e Sauvignon, quello che abbiamo appunto raccontato prima. Invece niente. Il storia racconta di un errore. Ecco, polline del Cabernet Sauvignon, quindi immaginate, questa è una varietà rossa. È andata dicono male. Che sia stato qualcuno mandato a prendere la piantina, perché spieghiamo un attimo come mai ci sono questi numeri, questi punti. Sì, esatto. I numeri degli incroci praticamente andavano ad indicare i filari e la pianta in una certa posizione del filare, quindi una sorta di codice per non perdersi. Però immaginatevi in mezzo alle vigne, magari la giornata storta, magari presa un po' sotto gamba, succede che il polline è così. Però insomma è andata bene, non è andata così male, poi insomma vedremo. Ma svegliamo di che cosa è fatto? Il mistero. Allora, questo incrocio Manzoni, che per sigla si chiama 6013, quindi c'ha lo 0 in mezzo, con quello sappiamo che è stato fatto negli anni 30, è Riesling, questo è il nome della mamma, e il nome del papà è per
Pinot Bianco. Ecco, Io adoro. Ecco, abbiamo svelato i due genitori d'eccezione. Mi raccomando, parlo di incrocio, non è un uvaggio, quindi non immaginatevi i grappoloni del Riesling, anzi sono tutti grappolini del Riesling e del Pinot Bianco messi insieme, ma qui si parla proprio di una nuova vite, di un'uva appunto nata per impollinazione, quindi esatto, una nuova varietà. Esatto. E che cosa ci svelerà questo affascinante incrocio? Intanto, se lo vedete alle nostre spalle per i nostri telespettatori, invece radioascoltatori, ve lo devo un pochino raccontare. Intanto è un grappolino piccolo, una buccia spessa, ogni tanto ha qualche puntinatura, e all'invaiatura, quando cambia colore, ve la ricordate questa parola? Ecco, assume un bellissimo colore dorato. E poi quel dorato che poi ritroveremo comunque nel nostro bicchiere. Esatto. E qui parliamo un po' di quello che possono essere i sentori e gli aromi. C'è da tenere molto presente che sia le annate che il luogo appunto dove crescono le viti del nostro incrocio fanno da padrone. Quando avremo un'annata fredda sentiremo di più quelle note caratteristiche del Riesling. Con un'annata un po' più calda invece emergerà un po' di più quello che è la morbidezza e l'eleganza del Pinot Bianco. E non solo questo, appunto, la nostra è una delle zone vocate per questo vitigno. È un autoctono, è nato da noi, però abbiamo anche delle zone lontane da qui che possono essere in Trentino, vocate anch'esse, ma danno dei risvolti nettamente diversi. Qui avremo una sorta di Pinot che emerge un po' di più, una rotondità, anche il Riesling è rotondo, soprattutto con l'evoluzione, ma saranno molto più eleganti come bouquet e come bocca rispetto a dei vini da terreni che danno una mineralità e quindi una pungenza, una fragranza un po' più importanti. È un ottimo vino da invecchiamento e proprio anche per questo, Karen, abbiamo anche qui dei vini totalmente diversi, perché all'inizio avremo i sentori un po' più di Pinot, essendo un vitigno più fruttato e comunque un'uva che dà un vino un po' più semplice, come dire, rispetto a un Riesling. E nell'evoluzione invece emergeranno queste note minerali e un po' più strutturate, appunto, che rispecchiano il Riesling. È la fortuna di questo vitigno grandissima, anche per lo stesso professor Manzoni, che ha trovato il semino che gli ha dato questa vite, questa pianta meravigliosa, è questo insieme di profumi, questa eleganza che è sicuramente caratteristica, ma anche una bella acidità. Poi vi invitiamo ad assaggiarlo, quindi anche con temperature più elevate. Anche Claudia vi ha detto, insomma, che può assumere una certa tipologia di aromi piuttosto che altri, però l'acidità c'è sempre, sì, tanto infatti che è un vino ottimale per l'invecchiamento, è un vino che può durare moltissimo. Sì. Ovviamente dipende sempre dal metodo di vinificazione, quindi potremo avere dei grandissimi vini da quest'uva. E che cosa troveremo nel nostro bicchiere? Troveremo appunto degli aromi sicuramente floreali, fruttati, che possono essere di pesca, di fiori bianchi, può ricordare salvia, può ricordare erbette aromatiche piuttosto che una certa mineralità. E in bocca appunto avremo, a me piace definirlo un po' sornione, questo bilanciamento e altalena tra morbidezze e durezze. E a che cosa lo abbiniamo, Karen? Ma non lo so a cosa lo possiamo abbinare questo Manzoni. A me piace moltissimo anche per aprire anche il pasto, dipende dalla tipologia del Manzoni che abbiamo, però si può partire con degli antipasti molto semplici, sì, oppure dei a me primi piace piatti. pensarlo come la sua mamma ha abbinato, quindi un Pinot Bianco di solito si abbina benissimo a un... Quello è il papà, attenzione. Ho sbagliato. Si so che al giorno d'oggi la sessualità ci mette in crisi, però insomma dai, via. Sì, ecco, perdonami questa défaillance.
Diciamo che mi piacerebbe vederlo abbinato a quello che sono salumi nobili, come può essere un prosciutto crudo piuttosto che una coppa o un culatello, ma può star benissimo anche con del pesce, non so perché croccantezza mi riporta, la croccantezza degli aromi e dei profumi, la freschezza mi riporta a un fritto di calamari. Eh sì, una bella acidità che va a sgrassare, ma non mettiamo troppi dettagli che dobbiamo spiegare l'abbinamento. No, però questa mattina mi sono svegliata e ho pensato all'incrocio Manzoni con un'insalatina anche di gallina bollita, piuttosto che con un asparagetto fresco, erbette primaverili, un po' di parmigiano, piuttosto che dei caprini aromatizzati. Stasera tutti quanti a cena dalla Claudia, mi raccomando. Bene, allora dopo averci fatto venire l'acquolina in bocca, chiudiamo questa puntata. Siamo giunti alla chiusura. È un vitigno autoctono che però, ricordatevelo sempre, si è diffuso anche in tutta Italia, quindi è un nostro orgoglio Trovate locale. la cantina giusta e iniziate a scoprirlo. Perfetto, quindi buon incrocio Manzoni per questa settimana, bianco, beh, se ne scoprite altri magari scriveteci e così ci date farete input. sapere qualcosa. Esatto. Aspettiamo vostre notizie. E l'invito anche a cena da Claudia Quando per la volete. prossima volta. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a Grazie, tutti, ciao. Avete visto ed ascoltato Bianco, Rosso e in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier e la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori.